4 settembre, Indipendenza Veneta, siamo tutti qui a Vedelago per un grandissimo incontro. Con noi Cesare Busetto, socio fondatore, al quale chiediamo che spieghi ai soci e a tutti quelli che sono interessati all'Indipendenza del Veneto il principio di autodeterminazione. Cosa significa? Per me e come per gli altri soci di Indipendenza Veneta, il principio dell'autodeterminazione è un principio di libertà e questo è il motore che ci spinge a richiedere con forza il referendum per l'indipendenza del Veneto. Vogliamo che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana. Questo attraverso questo principio di autodeterminazione, che è un principio che è innegabile perché proprio è un principio così forte da andare oltre la Costituzione nazionale ed essere riconosciuto dal diritto internazionale che regola poi la vita di tutte le persone che ci sono in questo pianeta, perché è una cosa che parte proprio dall'interno, la libertà dell'individuo che decide di mettersi, di aggregarsi in società con una propria identità, con una propria tradizione, una propria storia. Ricordiamo anche il libro di Alessio Morosin che si intitola appunto Autodeterminazione, che vi invitiamo ad acquistare e ovviamente a leggere e a studiarvi. Con noi Cesare, socio fondatore di Indipendenza Veneta. Grazie Cesare. Grazie a voi.